Eccoci qua, eccoci qua. Battuto di seppia con marmellata di pere e limone, Ok, utilizzando una seppia fresca locale, abbattuta per sicurezza, anche se tecnicamente la Miyazaki si non prende. Tonno con una marmellata di fragole locali comprate, abbattute in micro porzioni e poi fatta la marmellata nel corso dell'anno. Ok. Possiamo utilizzare una fragola molto acida. La gambero di Villa Simius, quindi andiamo su quello rosso tendente all'arlecchino che cambia la tonalità di rosso lungo il carapace. Mazzancolle, restando sempre sul Mediterraneo, però un gambero bluastro che a me piace di più perché rimane più chewy come consistenza. E scampo, con lo scampo andiamo sul nord Europa in modo che il freddo permetta di costare. Non so parlare, scusatemi. Andiamo sullo scampo del nord Europa, comunque sia, per garantire che stia nel clima ideale per il proliferare la razza. ok, Una perfetto. tazzina, olio e limone. Ok, Una vinaigrette molto acida. perfetto. Grazie. Accompagniamo con questo vino che fa legno, quindi sui legni, fa passaggio in botte ed è portoghese, vino naturale, proviene esattamente da Sojão de Pesqueira in Portogallo. Buon vino, abbiamo già assaggiato, è molto buono, ci sta bene, lega bene con i bianchi, con i crudi per il momento. Abbiamo un po' di cozze di Sant'Antioco e poi anche due ostriche olandesi in questo caso per un problema di gestione del prodotto locale, quindi voilà signori, eccoci qua, buon appetito a tutti. Allora, per proseguire andiamo invece sulla Francia, quindi questa Cotillon, sempre passato al legno, anche questo è il 2021, quindi più recente, decisamente più recente, è un vino interessante, questo ci accompagnerà nella degustazione del primo e del secondo, vediamo un pochettino come si comporta, è un vino più intenso, vediamo un po'. Questa è una mezza porzione di riso fatto con le orziadas, viene messo anche un po' di pistacchio a crudo, si sente infatti il profumo del pistacchio, spero che si senta anche il gusto delle orziadas. Vediamo un pochettino, le orziadas sono gli anemoni di mare come sapete. Voilà signori, buon appetito. Voilà. Un attimo, questo è un capone con la quinoa sopra. Qua sopra una vellutata di patate e carote, le patate comprensive della loro buccia, per quello prende questa sfumatura di colore più tendente al giallo che all'arancione. Sì. E quella sporcizia, tra virgolette, è sale nero. Quindi andiamo sul sale nero cipriote, che è sale come gli altri per il brillino di colore. Molto bene, grazie. Signori, ci faremo anche questo cappone, che dobbiamo fare? Va benissimo, buon appetito. Quando arrivano, Dolcettino per chiudere, quasi arrivano. tipico dei Balcani. E noi approfittiamo perché i dolci tipici sono... Grazie. I dolci tipici sono quelli che vanno ovviamente legittimati e noi lo legittimiamo. Ci sono profumi di bosco, quindi ovviamente pinoli e altre cose. Sono curioso di gustarlo e chiudiamo così. Buon appetito.